CMP di Via Torino, operato nella notte Valerio, il 34enne aggredito. Il difensore Francesco Schioppa, quelle coltellate, dice, potevano essere mortali. Acqua Granda del 2019, l'SOS dei commercianti. Siamo ancora in attesa dei risarcimenti per i danni superiori ai 20.000 euro. Nuovo appello al governo. A Tessera, a rischio 400 posti di lavoro. Si tratta dei dipendenti dell'azienda aeronautica italo-russa Superjet. Il prossimo 12 settembre lo stabilimento rischia di chiudere. Priorità al tracciamento per scongiurare il pericolo varianti. Così il presidente Luca Zaia alla presentazione del nuovo piano di sanità pubblica della regione. Da domani e fino a settembre a Jesolo alcol per asporto vietato nei fine settimana. Firmata oggi in accordo con la prefettura la doppia ordinanza del sindaco Valerio Zoggia. L'appello del presidente regionale Avis Giorgio Brunello: urge risolvere i problemi che minacciano la raccolta sangue nella nostra regione. Artigiani che nel loro laboratorio di Venezia catturano e imprigionano piccoli pezzi di cielo incastonando le meteoriti cadute sulla Terra. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3. Dunque torniamo sull'aggressione tra dipendenti postali al CMP di Mestre con l'accoltellamento di una 34enne operato nella notte, ancora stabile, rimane naturalmente in ospedale. Quei 4 colpi di fendente potevano essere mortali, dice oggi il difensore dell'aggredito, l'avvocato Francesco Schioppa. Dopo aver subito un delicatissimo intervento nella notte, è ancora ricoverato Valerio, il postale 34enne accoltellato nelle scorse ore dal collega Antonio, 62 anni, nel corso di una lite sul posto di lavoro al centro di smistamento dell'ufficio postale di Via Torino a Mestre. Le ferite all'aggredito potevano essere mortali, dice il suo legale Francesco Schioppa di Mestre. 2 volte al collo, una volta all'addome, una volta al torace. Ritengo che tutti i colpi potessero essere anche letali. Ora aspetterà ovviamente alla Procura della Repubblica inquadrare magari attraverso un medico legale, inquadrare l'esività di questi colpi, ma certo che la sede è quella tipica di colpi mortali. Restano ancora sconosciute le cause di tanta incontenibile rabbia, precisa l'avvocato. A quanto mi è stato riferito, il soggetto aveva litigato poco prima anche con un'altra collega. E mi è stato riferito altresì che Valerio non aveva manifestato alcuna reazione rispetto alla provocazione ed era rimasto zitto e fermo senza dare nessun motivo per poter utilizzare la violenza nei suoi confronti. Tra i 2 dissapori non erano un fatto nuovo. L'aggressore sembra tenesse il coltello con cui ha inferto i 4 colpi al collega nello zainetto. Tentato omicidio aggravato tra le accuse poste a carico dell'indagato, arrestato dalla polizia postale, con la famiglia dell'aggredito che si dice fiduciosa nell'azione della Procura della Repubblica. E soprattutto intende ringraziare i colleghi di lavoro che l'hanno soccorso praticando manovre d'emergenza subito e interrompendo l'emorragia, i sanitari ovviamente e la polizia postale che è prontamente intervenuta. I commercianti veneziani che durante l'Acqua Granda del novembre 2019 hanno subito danni superiori ai 20.000 euro sono ancora in attesa dei risarcimenti. L'associazione Piazza San Marco ha lanciato un nuovo appello al governo. 12 novembre 2019. Venezia è travolta da una marea che raggiunge i 187 centimetri, seconda solo al disastro del 1966. Prima e maggiore di un'ondata di acque alte che continueranno a sommergere la città anche nei giorni seguenti. 11 mesi dopo, il 4 ottobre 2020, le paratie del Mose si alzano per la prima volta, separando la laguna dal mare Adriatico ed evitando, sempre per la prima volta, l'acqua alta che avrebbe sommerso la città. 10 giugno 2021, l'alluvione del 2019 e l'esordio del Mose sono già nei libri di storia, ma i commercianti veneziani che più di 1 anno e mezzo fa hanno subito danni superiori ai 20.000 euro devono ancora ricevere i risarcimenti.
L'associazione Piazza San Marco, dopo aver già fatto un primo appello in occasione dell'anniversario dello scorso novembre, chiede ancora che i risarcimenti sopra i 20.000 euro per tutte quelle attività che hanno subito i danni dell'acqua granda siano liquidati. Questi soldi sono necessari per poter proseguire più serenamente in un momento così difficile come è quello del post-Covid 2019. Le chiusure forzate provocate dalla pandemia hanno avuto un effetto devastante in un'economia che poggia le basi sul turismo. Dall'ultima acqua granda si sono succeduti 3 governi sostenuti da maggioranze diverse, ma accomunati dall'assenza di risposte. Siamo purtroppo costretti a insistere perché siamo consapevoli dei problemi che i nostri soci e le attività commerciali della città stanno purtroppo passando. Sappiamo che l'amministrazione si è mossa per far sì che questi soldi arrivino, siamo qui a chiederli accanto a loro perché questa procedura sia il più snella e veloce possibile. A Tessera a rischio 400 posti di lavoro. Si tratta dei dipendenti dell'azienda aeronautica italo-russa Superjet. Il prossimo 12 settembre lo stabilimento rischia di chiudere lasciando a casa 200 dipendenti a tempo pieno e 200 di indotto per scadenza dell'accordo siglato per la prima volta nel 1989. Attraverso il consorzio italo-russo Superjet International in Siberia costruiscono jet per passeggeri e merci e a Tessera li allestiscono, collaudano, vendono e riparano. Il parlamentare veneziano del PD, Nicola Pellicani, ha presentato un'interrogazione al ministro degli esteri Di Maio per chiedere che si impegni per arrivare prima della scadenza fatidica alla firma di un nuovo accordo. Ed è stato presentato oggi il nuovo piano di sanità pubblica del Veneto che tiene conto dell'andamento della pandemia. Il tracciamento resta la priorità anche per scongiurare il pericolo varianti. Diciamo ai veneti che noi non abbiamo abbassato la guardia. Siamo un po' come le maison di alta moda, no? Noi stiamo già pensando alla collezione autunno-inverno 2021-2022. Se lo leggete con quella visione capite che non stiamo celebrando la festa della liberazione, ma stiamo schierando tutta l'artiglieria in caso di... Nessun allentamento sul fronte della prevenzione e della lotta al virus. Questo è il principio ispiratore del nuovo piano di sanità pubblica del Veneto, il quarto in 15 mesi di pandemia. Quindi avanti tutta con i vaccini, ma altrettanta attenzione va al tracciamento delle positività e al sequenziamento, con la quarantena che resta a 10 giorni. In tutti i casi in cui ci sia il sospetto di un caso legato a variante deve essere fatto il sequenziamento. In quel caso la quarantena va valutata anche nei contatti a basso rischio. Non a caso il nuovo piano fissa un numero minimo di tamponi al giorno, almeno 150 su 100.000 abitanti, da effettuare non solo nel caso di sintomi ma anche su campione, magari in azienda o nel corso di eventi, con la Regione pronta a introdurre i test antigenici rapidi in autosomministrazione, recentemente approvati a livello europeo. In occasione di eventi, in occasione di eventi sociali oppure familiari allargati, oppure in contesti lavorativi che possono essere anche quelli del turismo, ci sia la possibilità che le persone possano autocontrollarsi e quindi vorremmo portare avanti una sorta di progetto pilota. Tamponi regolari e cadenzati continueranno a essere somministrati al personale sanitario e delle case di riposo ogni 30 giorni per i soggetti vaccinati, ogni 7 per chi non lo è. Capitolo collegato, quello delle visite in ospedale. A giorni arriveranno le nuove linee guida, anche qui i tamponi faranno la differenza. Di certo, ha anticipato Zaia, si andrà verso un superamento degli attuali tempi di visita. 15 minuti non è una visita, è una telefonata. Quanto alle case di riposo, le linee guida ci sono già, ma spesso non vengono rispettate. Un monitoraggio capillare è in corso. Per quelle strutture che abbiamo visto o vedremo che non applicano, ci sarà un richiamo, una lettera nostra in cui diciamo applicate le linee guida che sono state emanate con ordinanza del Ministero. Nel piano vengono poi inserite le modalità per la riapertura in sicurezza sia dei centri diurni anziani per non autosufficienti, che dovranno riaprire tutti, sia dei CEOD disabili, un passo atteso verso la normalità anche per le fasce più fragili e le loro famiglie. E poi i vaccini con la terza dose sempre più probabile, ma al momento non c'è alcun piano ufficiale. In ogni caso, assicura Zaia, siamo pronti. Fondamentale, dice la dottoressa Russo, sarà la risposta anticorpale.
Ad ora non esiste la terza dose. C'è però il Green Pass che prevede la scadenza dopo i 9 mesi, per cui non so se sia un preludio, ma ad oggi non c'è. Ufficialmente non c'è nulla, nessun atto formale né del governo né dell'Europa, ma la terza dose è più che un'ipotesi, una cauta certezza che la Regione sta già prendendo in seria considerazione in termini organizzativi. Questo significa mantenimento in prospettiva degli hub vaccinali. Ma noi siamo pronti se arriva. Però, ripeto, ben venga con i medici di base, per carità, però dovremmo capire qual è, al di là della dichiarazione, poi qual è il progetto. Progetto che prima di passare per le istituzioni comunitarie nazionali deve essere certificato dalle aziende produttrici, dice Francesca Russo, dirigente del Dipartimento Prevenzione. Il suo è un ragionamento scientifico che parte dall'andamento della risposta anticorpale. È solo questa che suggerirà se servirà pure una quarta dose o un richiamo periodico come avviene già per altri vaccini. Anche se finiamo la terza dose, se il virus continua a circolare, potrebbe essere necessario un ulteriore richiamo, come facciamo per difterite e tetano per tosse, dove facciamo il ciclo base, poi facciamo a 5-6 anni, poi facciamo a 14-15 anni. In attesa di capire cosa ne sarà di questa terza dose, resta un'estate da programmare con le consegne annunciate dal commissario Figliuolo, la famosa spallata attesa a metà mese con Zaia, che da un lato conferma che non sarà fatto nessun open day e dall'altro che AstraZeneca e Janssen continueranno a essere somministrati soltanto agli over 60, bene invece l'ok sempre di Figliuolo alla seconda dose in vacanza per i turisti, come richiesto dalle regioni. È un atto di assoluta raffinatezza, di attenzione nei confronti del nostro ospite, che per noi è sacro. Il sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia, ha firmato oggi l'ordinanza anti-alcol con il divieto di detenzione e consumo su suolo pubblico e la vendita per asporto. Le limitazioni varranno sulle aree pubbliche dell'intero territorio comunale, arenile compreso, con 2 diversi periodi di applicazione. Il primo dall'11 giugno al 27 settembre. Il divieto sarà in vigore a partire dalle 16 di ogni venerdì, sabato e domenica fino alle 6 del giorno successivo, comprendendo così tutti i fine settimana. Dal 2 agosto al 30 agosto il divieto sarà applicato tutti i giorni, sempre con orario dalle 16 alle 6 del giorno successivo. E domani appuntamento speciale con la nostra programmazione, con una edizione straordinaria che inizierà alle 9:15 del mattino. Seguiremo infatti in diretta il sopralluogo che il presidente Zaia, l'assessore regionale ai trasporti Elisa De Berti e il presidente di Rete Ferroviaria Italiana Anna Masutti effettueranno sulla nuova linea ferroviaria elettrificata Conegliano-Belluno, che consentirà tra l'altro di effettuare viaggi Venezia-Belluno senza scali o cambi. Tutto questo in vista della partenza del nuovo orario estivo di Trenitalia che scatta domenica 13 giugno. Saliremo a bordo del convoglio e seguiremo con le nostre telecamere il tragitto fino a Belluno, dove poi sarà previsto un punto stampa dello stesso presidente Zaia. Appuntamento dunque a domani mattina alle 9:15 per la nostra diretta. Dopo quelle all'aperto riaprono anche le piscine al coperto a Mestre, tra i primi a tuffarsi i bambini e anziani, e riprendono anche le attività agonistiche. I primi a precipitarsi alla riapertura sono stati i nostri anziani che dopo un anno di fermo proprio ci hanno detto non vedevamo l'ora che riapriste, e loro si sono subito precipitati anche perché molti di loro avevano ancora abbonamenti da scontare e comunque per loro significa vita, il movimento e l'attività. Poi i bambini della scuola nuoto e dei centri estivi che si sono attivati in questi giorni. Corsi che si riattivano nelle piscine che già dal 29 maggio avevano riaperto le vasche esterne e che dal 7 giugno hanno ripreso l'attività anche al coperto. Si recuperano le lezioni degli abbonati, riparte la scuola nuoto per i bambini e gli adulti, ma i conti di un anno che ha avuto pesanti ricadute sui bilanci si faranno a settembre con le nuove iscrizioni. L'effetto di questa pandemia e la crisi economica che ha generato la vedremo poi a settembre, almeno nel nostro settore. Vedremo quante delle famiglie e dei singoli rinnoveranno gli abbonamenti. Intanto si dà nuova linfa alle attività agonistiche che non si sono interrotte durante il fermo di questi 7 mesi. Durante il periodo della pandemia abbiamo potuto comunque continuare l'attività e in sicurezza. Ovvio che questa riapertura ci permette di andare a fare comunque delle competizioni italiane di un certo livello, e quindi sicuramente per i ragazzi è
un motivo di gioia perché possono riprendere le loro competizioni. Per loro il prossimo appuntamento sarà il campionato categoria ragazze, i primi di luglio a Savona. È necessario risolvere i problemi che minacciano la raccolta sangue in Veneto. L'appello arriva dal presidente regionale di Avis. Durante la pandemia anche Avis ha dovuto affrontare non pochi problemi. Uno legato alla confusione sull'andare a donare, in particolare durante il lockdown. L'altro sulla mancanza di poter comunicare, di avere rapporti diretti per far conoscere l'importanza della donazione anche nelle scuole. Ma nonostante questo, oltre 9.000 cittadini sono diventati donatori. Per fortuna i donatori sono in aumento e tra l'altro siamo contenti perché rispetto anche agli anni precedenti c'è stato un incremento di donatori, forse per l'attenzione che c'è stata nei confronti anche del plasma iperimmune, probabilmente c'è stata una maggior sensibilità, quindi questo è un segnale positivo sicuramente, quindi sul versante di donatori dopo appunto uno normale ovviamente anche calo, purtroppo non siamo riusciti a riprendere quella crescita che invece dobbiamo assolutamente fare, quindi c'è un leggero incremento che è significativo, soprattutto devo dire anche di donne, queste un terzo ovviamente sono donne. Ancora però non è sufficiente. Come è urgente risolvere determinati problemi. Per questo Avis si appella ancora alla Regione. È che la raccolta associativa pesa molto, cioè Avis fa anche raccolta associativa, non solo ovviamente promuove la donazione e questa incide sempre di più nelle 3 province dove viene fatta, Venezia, Padova e Treviso, conta dal 45 al 25%, quindi è un dato molto importante e quindi bisogna che ci sia una maggior sinergia tra coloro i quali fanno la raccolta associativa, pubblico, ospedali, quindi e anche le Avis che la fanno. Bisogna lavorare più a stretto contatto. Continua la campagna di sensibilizzazione di Venetinet che ha promosso una raccolta fondi per riportare a Venezia il busto marmoreo del doge Giovanni Corner, ricomparso in una casa d'aste di Viterbo. Noi veneti, come è universalmente noto, siamo gli eredi della Repubblica di Venezia, che tra le infinite qualità della sua storia ha anche il pregio di rappresentare un modello straordinario in termini di governance. La mia domanda è però questa: noi veneti siamo degni di questo patrimonio? Essere eredi della Repubblica più longeva della storia e del suo patrimonio culturale, politico e artistico comporta anche delle responsabilità a più livelli, compreso quello di evitare la dispersione di questo patrimonio. Per questo, quando in una casa d'aste di Viterbo è riapparso il busto marmoreo di Giovanni II Corner, 111° doge della Repubblica di Venezia, a Venetinet si sono subito mobilitati. Noi, come Venetinet, associazione che io rappresento, abbiamo lanciato una raccolta fondi per riportare a casa questo doge, nella speranza che ci ispiri nelle nostre future battaglie. Prima di riapparire nel Lazio, dove sarà battuto all'asta il 24 giugno, il busto del doge si trovava a Ca' Corner di San Polo. Riportarlo in Veneto riveste un significato simbolico, nel quale a Venetinet ricordano anche il processo di stallo dell'autonomia largamente votata dai veneti nel referendum consultivo del 2017. Chi non aveva problemi di stallo era il doge Giovanni II Corner, che come ultima vittoria della Marina della Serenissima sconfisse gli ottomani nella guerra di Corfù. Ora noi veneti coevi abbiamo la possibilità di portare o riportare a casa un busto pregevole da un punto di vista artistico, un busto barocco di questo doge. E adesso andiamo a conoscere la sapiente arte di 2 maestri artigiani che nel loro laboratorio di Venezia catturano e imprigionano piccoli pezzi di cielo incastonando le meteoriti cadute sulla Terra. Ci si è mai domandati che fine fanno i piccoli asteroidi entrati in collisione con la Terra? A Venezia se lo sono chiesto una coppia di artigiani. Mauro ed Emilia, marito e moglie, hanno avuto un'idea davvero senza predecessori, o almeno al momento non se ne conoscono di equivalenti. Il progetto, tra l'ambizioso e lo stravagante, è di quelli, per restare in argomento, da extraterrestre, catturare la luce di queste stelle cadenti e rinchiuderla sotto forma di gemma.
cose vecchie anche di 4 miliardi e 600 milioni di anni. Unici al mondo per il fatto della produzione di mettere la meteorite tra una fogliolina d'oro o di argento o di qualsiasi altro prezioso e il vetro. La peculiarità è che nello studio di questi meteoriti coinvolti anche i professionisti di questi impatti cosmici, con un'equipe di geologi e astronomi. Questo blend è collegato a dei monitoratori che guardano, scrutano lo spazio giorno e notte. La Terra viene colpita tante volte al giorno, da corpi celesti, sassi, chiamiamoli un po' come vogliamo. Tutto quello che non cade in mare e arriva nella Terra, da loro viene più o meno calcolata la traiettoria, il più vicino si reca, la prende e dopo comincia un'altra fila molto lunga per la classificazione. Artigiani travolti tuttavia dalla profonda crisi prodotta dalla pandemia da Covid-19 e che si protrae dall'acqua alta del 12 novembre 2019. Come si è potuto resistere? Come si è potuto resistere? Stringendo tanto i denti, facendo tanta fatica, tenacia e cercando di tener duro. Adesso speriamo che le cose si muovano un po' di più, perché è stata veramente dura ed è ancora dura adesso, perché come ben sai ci sono sì un po' di turisti, però. La speranza è che questi piccoli pezzi di cielo ancestrali possano tornare a brillare di nuovo su Venezia, portando nuova luce legata alla riposta speranza di una veloce ripresa economica. Resisteremo. Veneziano è tenace. E adesso la gara interregionale organizzata da Arcieri del Leon, storica società lagunare di tiro con l'arco. 2 record italiani hanno impreziosito la 26esima edizione del Trofeo San Marco, gara interregionale di tiro con l'arco. In gara si sono alternati a Venezia una 60ina di arcieri, dai bambini di 10 anni fino ai senior, al Lido di Venezia. La manifestazione è un appuntamento ormai tradizionale, organizzato dalla compagnia Arcieri del Leon, presieduta da Massimo Prosdocimo, al campo di tiro del Sodalizio in via Malamocco alle Terre Perse, al Lido di Venezia. L'appuntamento è valido anche per la qualificazione ai campionati italiani e la tipologia di gara è quella dei 70 metri round. Erano presenti una delegazione della nazionale slovena e 2 campioni del mondo di compound, Jesse Sut e Viviano Mior. È stata una gara molto veloce, proprio per l'organizzazione, perché erano molto organizzati come società. Io sono molto contento della giornata di oggi. Poi il campo anche, bello grande, tanta gente, cioè comunque ne è valsa la pena venire qua. E dopo anche per me il Lido è stata, per me è stata la prima volta e complimenti ai ragazzi, l'organizzazione è veramente stata super, tutto scorrevole, no, siamo contenti. Un bel momento di sport e di ripartenza dopo la pandemia, il Trofeo San Marco, così torna a brillare. Avere tanta gente come oggi per noi è un gran successo. Speriamo di ripetere anche il prossimo anno. Vi ringrazio tutti e buon rientro. Grazie. È tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buona serata. Bentrovati al meteo. È un inizio d'estate un po' zoppicante, per così dire, con ancora molti acquazzoni che non garantiscono un'assoluta stabilità del tempo. Vediamo insieme il dettaglio di venerdì 11 giugno. Sul Veneto in mattinata avremo un'alternanza di nuvole e rasserenamenti, ma con sole prevalente. Col passare delle ore più nubi sui settori montani e pedemontani, dove saranno possibili anche dei temporali. Precipitazioni che non si escludono poi anche fin verso le aree pianeggianti limitrofe. Temperature minime tra 13 e 17 gradi, valori massimi invece compresi tra i 24 e i 30 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui inizialmente avremo bel tempo, ma a seguire vedete piogge piuttosto diffuse un po' dappertutto. Temperature minime tra 14 e 19 gradi, massime sui 24-29 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, anche qui spiccata variabilità con parentesi più soleggiate alternate ad altre decisamente più piovose. Temperature minime intorno ai 12-14 gradi, massime infine vedete sui 30 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.